Non trovo giusta la sentenza e spero che venga scarcerato, che venga messo magari ai domiciliari, visto anche l'età. Sì, sono persone che hanno invaso la tua privacy e tu in quel momento non riesci a percepire cosa è giusto per te e per la tua famiglia. Poi è vero che la giustizia non viene fatta così, però insomma io non mi sento di condannarlo. Sbagliato, 100% sbagliato, secondo me. Perché? Perché lui è stato aggredito, è stato picchiato, poi quello che ha fatto lui anche non è forse stato giusto, però uno deve pensare che nel complesso, dato che lui era anche sicuramente sotto shock, ha reagito così. Capisco il momento che questo signore ha vissuto, ma credo che sia importante anche rispettare le leggi, per cui colpire una persona alle spalle mentre sta fuggendo credo sia un atto sì di magari difesa, ma soprattutto in quel momento anche di vendetta, perché in quel momento Ruggero non era in pericolo di vita. Ha inseguito, cioè non l'ha fatto all'interno quando era minacciato. Loro stavano scappando e lui li ha inseguiti. Io ho capito questo, in questo caso penso che non è giusto lasciarlo libero. E dopo tutto Mattarella forse le darà anche la grazia, forse, dai, anche perché bisogna avere un po' di solidarietà, bisogna anche comprendere quello che lui, quel momento, bisogna essere nei suoi panni, voglio dire, ecco. Non è giusto che qualunque ladro vada a casa degli altri e l'abbia franca, basta. Capisce che se io vengo in casa sua avrò diritto anche di difendermi, no? Non devo aspettare che per forza succeda quello che succede poi. Mi dà fastidio anche il fatto che ci sia tutta una strumentalizzazione politica che non fa bene all'animo delle persone, questo sì. Non credo comunque sia corretto giustificare anche il fatto di ricorrere alla violenza e all'omicidio per risolvere, diciamo, in maniera privata queste questioni. Dopo 3 rapine credo che uno la violenza ce l'abbia dentro, perché non ne può più. Lasci sicuramente perplesso il fatto che una persona che tutta la vita si è comportata onestamente, facendo il proprio lavoro e tutto, subisca una condanna così pesante dovuta a una reazione probabilmente causata anche dall'esasperazione di decenni in cui ha subito tentativi di furto o altro, insomma, ecco.